Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Un tassista brutalmente picchiato in piazzale Roma l'altro giorno durante una rissa scoppiata tra extracomunitari. Ci colleghiamo subito in diretta con Daniela Sizia, che lo intervista in esclusiva. A te la linea, Daniela. Buongiorno ai telespettatori, sono con Matteo Ginetto, è il tassista che è stato aggredito durante la notte domenica da 3 extracomunitari che fra l'altro poi hanno iniziato una rissa con altri extracomunitari, una rissa che poi è finita con un accoltellamento. Lei è stato aggredito, ci racconta cosa è accaduto. Fra l'altro i segni sono visibili sull'occhio, un pugno sferrato così a bruciapelo, nemmeno si è accorto di quello che stava accadendo. Che cosa è accaduto quella notte? Niente, praticamente arrivavo carico a Piazzale Roma con un cliente, arrivo a Piazzale Roma, sto lì che faccio la ricevuta del pagamento. Entra un soggetto che apre la porta, tra l'altro stava piovendo, e sale in macchina aggressivo con 2 bottiglie di birra aperte e pretende il taxi. Dico: guardi, lasci stare, le chiamo un taxi, abbia pazienza che ho una prenotazione per un aeroporto. E questo qua risponde in malo modo: non mi interessa nulla, mi devi portare cosa. Io scendo, questo qua scende e praticamente ovviamente mi ero scaldato un pochettino e dico: guarda che non funziona così, no? Questo qua chiudo la porta, faccio per salire in macchina per andare a prendere questi clienti che tra l'altro stavano avanzando verso la macchina, e da dietro arriva il terzo, il secondo, perché alla fine ho scoperto che erano in 3, e mi dà un pugno in faccia gratuitamente, che non me l'aspettavo. Ovviamente ho reagito anch'io, però ok, il tempo era quello che era. Niente, carico queste 2 valigie, dopo li vedo e questo qua, arrivano altre 2 persone che mi chiedono di poter condividere il taxi con questi signori, perché hanno visto la scena. Tra l'altro i turisti hanno tutti terrorizzati, questa signora piangeva, e praticamente questo qua mi rivede, ok, lo vedo, dico: guarda, non ti sei comportato bene, sei un vigliacco. E questo qua arriva di nuovo, mi attacca, le ho prese, gliele ho date roba, solo che dopo alla fine erano in 2 che mi aggredivano. Tanto da farla finire contro un muro. Lei diceva: ho cercato di ripararmi dai colpi. Certo, mi sono messo a uovo per riparare i colpi, perché avevo 2 persone che mi aggredivano alla fine. E fortunatamente sono arrivati questi ragazzi del Bangladesh che io non conosco, che devo solo ringraziare, e ce li hanno divisi. Nel frangente che sto caricando le ultime valigie di queste 2 persone turisti che si sono aggregati, quello con le bottiglie mi ha aggredito di nuovo alle spalle, mi ha preso alla schiena. Infatti ieri sono andato a pronto soccorso, ho fatto i raggi, tutto quanto. Il problema qual è? Non è solo questo, è che noi siamo soprattutto io con i miei colleghi che lavoriamo di notte, Venezia è diventata la terra di nessuno, come lo è Mestre. Noi non possiamo, io esco per fare il tassista, non per fare a pugni con la gente e non fare discussioni ogni volta. E invece lì abbiamo la gente che arrivano già che sono ubriachi, con queste bottiglie in mano che alla fine è un'arma. E cioè noi cosa dobbiamo fare? Adesso questo qua, io gratuitamente ho preso un pugno che mi è andata anche bene alla fine. Se prendevo una coltellata può darsi che in questo momento non ero nemmeno qua a raccontarlo, ok? Però c'è paura adesso nello svolgere la propria attività di notte? Dice: siamo quasi tutti uomini, perché ovviamente le donne non hanno paura, non vogliono lavorare di notte. Certo, noi abbiamo anche 6 colleghi che praticamente loro la notte non la fanno, a parte una collega, e ovviamente le notti gliele dobbiamo coprire noi, perché giustamente a volte siamo in difficoltà noi da uomini, figuriamoci una donna, perché dopo sa com'è, è una donna, perché qua, perché là non va bene, comunque è lo stesso. Il problema qual è? Che non c'è nessuno che ci tutela, noi non abbiamo nessuno. Dopo un certo orario Piazzale Roma è terra di nessuno, è una giungla. Continuiamo a avere i chioschi aperti, che ben venga, perché noi andiamo a bere il caffè, ci fa piacere perché li conosciamo tutti. Il problema qual è? Che sta gente viaggia con le bottiglie in mano, e una bottiglia in mano è un'arma, perché io stavo aspettando che questo qua mi desse con la bottiglia, ok? E invece è arrivato l'altro disgraziato, mi ha beccato a tradimento. Ecco, questo è il fatto. Il problema è che è successo un mese e mezzo fa lo stesso, un aggredimento sempre a Piazzale Roma di un nostro collega, a un altro gli hanno rubato il portafoglio. Cioè noi stiamo lavorando in questa maniera qua che non è corretto. Stessa situazione, stesso problema ce l'hanno gli autisti della CTV
come i colleghi di Treviso, che va bene, è sempre la stessa famiglia, cioè uno non può, uno va per lavorare, uno può, cioè, qua è diventato una giungla. E Mestre è la stessa cosa, solo che a differenza che Mestre abbiamo la Polfer in stazione che bene o male li chiami e escono subito. A Venezia non c'è nessuno. Tu li chiami e loro hanno i suoi tempi, perché hanno i suoi impegni, io non voglio dire niente, anzi tutto rispetto per le forze dell'ordine, però abbiamo bisogno che qualcuno ci venga a presidiare il posteggio, che sia esercito, che vogliono quello che vogliono, ci deve essere qualcuno che ci tuteli. Anche perché, fra l'altro, come ci ha raccontato, anche i turisti che dovevano tornare all'aeroporto erano davvero terrorizzati, la signora piangeva in macchina, insomma una situazione davvero complicata, difficile non solo per loro ma anche per i turisti che poi insomma avevano paura anche a rimanere nel taxi, così come aggressioni, ne abbiamo parlato prima anche con gli autisti degli autobus che ci hanno raccontato, lo abbiamo raccontato in diretta sempre, insomma aggressioni da parte anche di giovani, giovanissimi che insomma non hanno davvero paura di nulla e di nessuno queste persone. No, perché il problema qual è? Che si sentono eroi perché arrivano già alterati dall'alcol, perché dopo magari li becchi oggi che sono sereni, sono delle pecore, però sono in 2 o 3 bevuti e loro si fanno forza, sono leoni. Io tra l'altro in quel momento là, in quel frangente ero da solo, perché ero da solo, i miei colleghi di turno avevano i suoi lavori, erano appena partiti e mi sono trovato a Piazzale Roma aggredito da queste persone. Adesso voglio dire, cioè io svolgo il mio lavoro e noi abbiamo un obbligo di servizio pubblico. Il problema qual è? Che io ho dei colleghi che adesso veramente stanno pensando alla sera io non vengo più fuori e non è neanche giusto, perché noi siccome abbiamo un obbligo di servizio, un disgraziato che ha bisogno di una signora, una signorina, qualsiasi persona deve andare a casa, è giusto che il taxi ci sia. Certo. Io non devo andare fuori con la paura stasera torno a casa vivo o non torno a casa vivo, cioè non esiste. Cioè una situazione davvero allucinante che un tassista debba per forza pensare oggi torno o non torno a casa, è davvero una situazione che non lascia davvero senza parole. Intanto la ringrazio, grazie per questa testimonianza e qui da Mogliano, perché lui vive qui a Mogliano, è tutto, restituisco la linea. Grazie molte Daniela Sizia, solidarietà al tassista che ancora riportava i segni del pestaggio, avete visto l'occhio nero, e a tutti i suoi colleghi che oggi svolgono davvero un lavoro molto, molto difficile, molto rischioso, e pensare che in Piazzale Roma c'è una stazione di carabinieri e la questura di Venezia a 200 metri proprio dal piazzale. Sappiamo che le forze dell'ordine fanno di tutto, però in queste ore del primo mattino bisogna che Piazzale Roma non sia proprio la terra di nessuno, come diceva la vittima di questo brutale pestaggio. Vediamo però, ricostruiamo cosa è accaduto nei dettagli nel servizio di Filippo Fois. Una rissa furiosa con 4 accoltellati e un paio di contusi. La violenza che ha portato 4 persone all'ospedale, di cui 2 in condizioni gravi, scoppia a Piazzale Roma attorno alle 4 del mattino di domenica tra tunisini, kosovari e bengalesi. Quali ne siano stati i motivi lo stabiliranno le forze dell'ordine, che stanno ricostruendo il quadro esatto di una notte di follia. Di certo c'è solo l'inizio. Un tunisino visibilmente alterato salta su un taxi già prenotato dall'aeroporto pretendendo per lui la corsa. A dargli manforte arriva un connazionale e per il tassista, originario di Mogliano, le cose si mettono male. È stato ripetutamente colpito dalle spalle e anche da davanti, per cui... Con pugni quindi? Sì, lui ha cercato di proteggersi, infatti ha diverse contusioni sia a livello facciale che alla testa, al braccio. E lì è stato fortunato perché sono intervenuti i clienti successivi che erano là, che assistevano. Marco Bortolan, presidente del Radio Taxi Venezia Mestre, conosce personalmente il collega aggredito. Ce lo racconta emotivamente provato, nonostante sia una persona forte con una lunga esperienza di lavoro notturno. Un lavoro sempre più pericoloso, non solo a Mestre, anche a Venezia. Piazzale Roma è così. Piazzale Roma è così. Cioè, tu non mi crederai, però purtroppo Piazzale Roma è un ricettacolo di gente che arriva e purtroppo sappiamo bene che hai la crème della crème. Arrivare però a essere picchiati e comunque maltrattati no, perché non lo accetto, personalmente non lo accetto. Io rappresento la maggioranza dei tassisti qua a Mestre. Con che spirito si può tornare a lavorare oggi quando non è garantita nemmeno l'incolumità fisica? La categoria lo denuncia da tempo. Fatti del genere stanno tristemente diventando molto frequenti.
Dobbiamo dare delle risposte, che sia un protocollo di sicurezza, dobbiamo intervenire con una vigilanza privata fissa, lo facciamo perché ovviamente mi chiedono questo, noi vogliamo lavorare tranquilli. Violenza anche negli ospedali, spesso i parenti dei pazienti si scagliano contro medici ed infermieri, l'ultimo episodio riguarda l'ospedale dell'Angelo a Mestre. Per passare dalle offese alle mani è bastata una manciata di secondi. La rissa però non è avvenuta al bar o in strada, ma un'altra volta nelle corsie del pronto soccorso dell'Angelo. Ad essere aggredito in questo caso un vigilante intervenuto per calmare gli animi. L'addetto alla sicurezza è intervenuto per la reazione violenta di un parente, forse il marito di una signora che dopo un malore stava per essere dimessa dall'ospedale. I parenti l'avevano accompagnata al nosocomio. Una volta controllata dai medici, la donna era stata rassicurata dicendogli che poteva tornare a casa, cosa che probabilmente ha infastidito gli accompagnatori, tanto da spingerli alle offese e poi all'aggressione. Per il direttore generale Edgardo Contato, questi esecrabili episodi di violenza vanno fermamente condannati. Tanta solidarietà nei confronti dei nostri operatori che quotidianamente devono confrontarsi con 1000 problemi, e questo per noi dovrebbe essere l'ultimo, quello di dover relazionare in maniera violenta con il pubblico diventa una cosa veramente deprimente. Alla fine, per riportare la tranquillità in reparto, è stata chiamata la polizia, che subito intervenuta ha identificato alcuni componenti della famiglia di etnia rom e denunciato il protagonista della baraonda. Da tempo l'ASL 3, serenissima in accordo con la prefettura, sta lavorando ad un protocollo di sicurezza con le forze dell'ordine per cercare di saper contenere e gestire gli episodi di violenza all'interno dell'ospedale. Il problema del conflitto in certe aree, la psichiatria e il pronto soccorso sono, direi, una nota dolente e conosciuta. Bisogna trovare insieme, e qui il Covid ci ha aiutato, proprio lo spirito di affrontare assieme a vari livelli istituzionali, ma i problemi cercare di dargli una risposta comune. Questo ci ha spinto appunto assieme alle forze dell'ordine a ragionare e trovare delle modalità di interazione che siano consone proprio a affrontare il problema e, se possibile, anche a ridurlo. In regia oggi ci sono Italo Morao e Francesco Ceron. C'è caos nei distributori di carburante perché da oggi i gestori hanno l'obbligo di esporre il prezzo medio sull'autostrada e regionale invece nei distributori regionali e sulle strade statali e cittadine. Ci colleghiamo subito in diretta con Anna De Roberto che tasta il polso di gestori automobilisti. A te, Anna. Sì, direttore, buongiorno. Allora, siamo presso un distributore Eni, pensate, ha 50 anni di storia, a San Biagio di Callalta. Alle mie spalle il famoso cartello che è spuntato da oggi presso tutti i distributori di benzina. Allora, guardate, chiedo a Moreno, che è appunto il titolare insieme al fratello, diverse generazioni insomma di gestione di questa pompa, quindi direttore ne ha viste di tutti i colori, di farci vedere come funziona, perché ad esempio loro hanno scelto questa modalità. Moreno, ci fai un cambio cortesemente? È una modalità a magnete, per cui loro la mattina guardano nell'app il prezzo medio regionale che si trova appunto in quest'app messa a disposizione dal Ministero e fanno il cambiamento. La cosa interessante qual è? Che Moreno questa mattina aveva installato il cartello qui accanto a questa colonna, salvo poi accorgersi che la saracinesca non si chiudeva più e quindi ha dovuto di suo pugno costruire questa colonnina per poterlo esporre da un'altra parte. Questo cartello è arrivato dalla compagnia, dalla società, mentre ci sono altri gestori che invece hanno ad esempio dei cartelli che si cambiano in modalità wifi, quindi da remoto. Quindi diciamo che ogni distributore, ogni compagnia ha scelto la propria modalità di adeguarsi alla norma. Lo cambierete tutte le mattine, tra l'altro già insomma c'era stato un cambiamento. Non è che lo devi cambiare, lo ti devi adeguare, cioè nel senso che ogni mattina ti devi ricordare di controllare l'app e verificare che il prezzo
sia corretto, altrimenti sono delle sanzioni. Se per caso passa la Guardia di Finanza e non è congruo, hai la sanzione. Cioè, queste cose qua è un onere in più per chi deve gestire queste pompe di benzina, dannate pompe di benzina, che effettivamente è una gran cavolata, perché il carburante serve ai clienti. E del prezzo medio stamattina non me l'ha chiesto nessuno, uno me l'ha chiesto dove c'era il cartello, però non sa neanche il prezzo. Allora vi facciamo vedere, il prezzo medio è questo: diesel 1,753, benzina 1,898. Il signor Moreno invece ha scelto, questo è il prezzo a cui viene venduta, imposto dalle società correttamente, ha scelto di vendere la benzina invece a questo prezzo, 1,824 il diesel, 1,949. Quando lei ha visto il prezzo medio questa mattina, non ha pensato di abbassare un po' il suo prezzo di vendita per adeguarsi e magari essere più competitivo? Assolutamente no, perché ci vado a rimettere del mio margine, che è già molto ristretto. Noi guadagniamo 35 millesimi a litro, figuriamoci se posso abbassare il prezzo, ne va a descapito del mio piccolo guadagno che realizzo. Insomma. Ma questi cartelli sono stati ribattezzati antifurbetti. Ma antifurbetti non lo so se ci siano dei furbetti, se ci saranno vanno penalizzati sicuramente. Se dopo andiamo a prendere delle stazioni di servizio magari che sono un po' dislocate in paesi diciamo turistici, un po' fuori dal passaggio, dove il periodo la vendita è più stagionale, è chiaro che il prezzo sarà un po' più alto, ma è sempre stata così. Io ricordo una volta che sono stato in un paese, in una località di mare, il prezzo era molto più alto del mio, perciò è una cosa che secondo me era sempre stata. Dopodiché le autostrade, se facciamo riferimento alle autostrade, le autostrade hanno i dipendenti da pagare, con i royalty da pagare, cioè, non conosco le loro marginalità. Lei non ha dipendenti, siete in famiglia qui? Sì, sono io e mio fratello. Sì. Altrimenti non sarebbe sostenibile? No, non sarebbe sostenibile, perché è troppi costi. Troppi costi e oneri, naturalmente, come dicevo prima. Vi facciamo vedere l'ultimo tema, quello della possibile confusione che cartelli come questo potrebbero generare. Guardate, il cartello è posizionato qui in questo posto, praticamente all'ingresso, mentre gli automobilisti entrano, quella è la strada principale, no? Quindi diciamo c'è una certa distanza per poter leggere il cartello. Secondo lei può generare confusione, Moreno, questo cartello? Assolutamente no, anche perché il prezzo è già assodato dal suo tempo, di conseguenza sì, è un onere in più, ma del prezzo medio penso che non gliene frega proprio niente a nessuno, insomma, cioè, dopodiché se hai una clientela affezionata, cioè, il prezzo è anche abbastanza variabile o anche suscettibile proprio dalla clientela. Quindi un onere in più e basta, lei dice? Un dice? onere in più, sicuramente un onere in più per noi gestori. Cioè, non capisco il senso, insomma, non ne vale il senso, insomma, hai capito queste cose. Ecco direttore, da San Biagio di Callalta noi restituiamo la linea, poi ci fermiamo magari a parlare con qualche automobilista per capire se davvero questa mattina sono andati a caccia del distributore più conveniente sulla base del cartello con il prezzo medio. C'è da dire che in effetti rispetto a dove è posizionato il cartello, per un automobilista che sta percorrendo questa strada è piuttosto difficile da vedere, da intercettare. Ci sono tanti prezzi da dover visionare e immaginando che c'è una macchina in corsa, la questione di sicurezza secondo me in questo caso va posta. Continueremo il nostro viaggio per vedere le scelte, insomma, degli altri gestori di benzina. Da San Biagio di Callalta restituisco la linea. Grazie molte Anna, hai ragione, perché sono interventi che generano più che altro confusione, scetticismo, perplessità, quindi non si capisce bene quale sia la ratio. Purtroppo la distrazione, ma anche molti altri fattori all'origine di incidenti stradali, si sta svolgendo oggi l'autopsia sul Centauro che è morto a Rubano, nel Padovano. È uno dei tanti motociclisti che hanno perso la vita nelle ultime settimane. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Giorgio Violato, il 35enne motociclista di Rubano, rimasto vittima di un incidente stradale la notte tra venerdì e sabato mentre percorreva via Mazzini tra Padova e Rubano. L'esame dovrebbe svolgersi tra oggi e domani, mentre il pubblico ministero titolare dell'inchiesta ha disposto anche una consulenza tecnica per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto mortale. Pare che la donna moldava alla guida della Mercedes coinvolta stesse effettuando un'inversione a U
dopo essersi fermata a bordo strada per una sosta, una manovra in un punto vietato. Mentre la donna stava facendo l'inversione, Violato sopraggiungeva con la sua moto e si è trovato davanti l'auto a sbarrargli la strada. Impossibile per lui evitare l'impatto. Il botto violento ha disarcionato il motociclista, che è stato sbalzato a terra con violenza. Vani tutti i soccorsi allertati dai testimoni dell'incidente. La 44enne moldava, residente a Lecco, è indagata per omicidio stradale, risultata negativa all'alcol test. Giorgio Violato abitava in un bifamiliare poco lontano dal luogo dello schianto, stava rientrando a casa. Dopo l'autopsia la salma verrà restituita ai familiari per organizzare i funerali. E questa è la storia di Anthony Civolato, un motociclista che 20 anni fa rimase vittima di un incidente, fu salvato da una dottoressa, una pediatra, che intervenne subito con un laccio emostatico, insomma gli salvò la vita, perse la gamba in questo incidente. Civolato oggi racconta a Valentina Visentin che sta cercando questa dottoressa per ringraziarla, sia pure 20 anni dopo. Buongiorno da Padova, oggi per raccontare la storia di Anthony Civolani e per dare una mano ad Anthony a ritrovare una persona per lui molto importante, una persona che esattamente 20 anni fa gli ha salvato la vita quando è rimasto coinvolto in un incidente uscendo dal cinema. Anthony, a distanza di 20 anni, vuole ritrovare questa persona. E quali informazioni hai, Anthony? Buongiorno, allora io 20 anni fa, la notte tra il 31 luglio e il 1° di agosto 2003, tornavo dal cinema di Strada Battaglia, il Cineplex, in moto, e ho fatto un incidente gravissimo contro un'auto, mi sono schiantato e praticamente è successa un'emorragia a tutta la gamba, e mi hanno raccontato dopo al risveglio dal coma che quella notte casualmente in coda c'era una dottoressa, una pediatra. Io ho solo queste informazioni molto frammentarie. Era una pediatra che era lì, andata al cinema, e quindi prontamente ha corso e si è messa a disposizione, è riuscita a applicarmi il laccio emostatico, permettendo così all'ambulanza di arrivare in tempo e non morire dissanguato. E quindi ho solo queste informazioni. Era una pediatra, probabilmente lavorava o all'ospedale o può darsi anche avesse uno studio, e che era lì quella notte per caso, e quindi so che è un po' difficile, sono passati 20 anni, però vorrei chiudere un cerchio adesso. E perché hai deciso di cercarla adesso e insomma, se ti ricordi qualcos'altro di particolare, insomma una pediatra che viveva a Padova? Le informazioni mi sono arrivate dopo, al risveglio dal coma, quindi non ho la certezza di tutto quello che sto dicendo, ho delle informazioni frammentarie, però volevo chiudere il cerchio perché sono passati 20 anni, vorrei lasciarmi alle spalle anche il dolore, vorrei abbracciare questa persona e ringraziarla. È un angelo che viene dal nulla, insomma, quindi vorrei ringraziarla perché poi grazie a lei ho potuto vivere altri 20 anni, cioè, se no non ci sarebbero stati neanche questi 20 anni, insomma. Ecco, la dottoressa ha fatto una manovra molto semplice, con un laccio ha fermato l'emorragia, consentendo insomma ai soccorsi di arrivare in tempo e poi portarti in ospedale. Sì, e questo è quello che mi è stato riferito, e quindi se sei qui in ascolto e se per caso qualcuno potrebbe conoscerti, o che lavorava in pediatria di Padova o che è una pediatra di Padova nel 2003, notte tra il 31 luglio e il 1° di agosto, se si ricorda di aver salvato una persona in un incidente in moto, Strada Battaglia, io sono qua che ti aspetto. Allora Anthony, speriamo che questo appello possa non cadere nel vuoto ma essere ascoltato dalla persona che ti ha salvato. Contattate anche la nostra redazione in caso e noi vi metteremo in contatto con Anthony. Intanto da Padova è tutto, ringraziamo Anthony e restituisco la linea allo studio. Davvero commovente l'appello di Anthony Civolani, intervistato da Valentina Visentin. Purtroppo è una strage senza fine, quella degli incidenti stradali. Ci tocca dar conto di tutto quello che accade sulle nostre strade. Sentiamo Nicola Marcato sulla morte di gravi ferite riportate da Claudio Cibin, 46enne di Musile di Piave, che era in sella al suo scooter. È stato investito da 2 auto. Vediamo.
Travolto 2 volte da 2 automobilisti, il primo dei quali non si è fermato a prestargli soccorso mentre in sella al suo scooter percorreva via Argine San Marco, la strada che da Musile si congiunge con Fossalta. È morto in seguito alle gravi ferite riportate il 46enne Claudio Cibin, originario di Musile e residente da anni con la famiglia nella frazione di Millepertiche. Il 46enne, alla guida del suo motorino alle 2 di notte, è stato dapprima tamponato da un Audi A4 e poi travolto da una Mitsubishi che sopraggiungeva dalla parte opposta della careggiata in direzione 90 e il cui conducente non si è accorto in tempo del corpo a terra, fermandosi tuttavia a prestare soccorso. I tentativi però sono risultati vani. La ricostruzione che a me è stata riferita è questa: in una prima autovettura ha tamponato il povero Claudio e l'autovettura che sopraggiungeva successivamente lo ha investito, causandone presumibilmente la morte. In un primo momento il primo investitore si era allontanato dal luogo dell'incidente. Solo nella notte il primo automobilista che ha tamponato il 46enne è stato rintracciato dagli uomini dell'Arma. Claudio viveva con la madre di 95 anni e lascia una sorella e un fratello. Le condoglianze sicuramente, l'amministrazione è vicina alla famiglia, mi dispiace veramente anche per le modalità con cui è successo questo incidente. Difficile stabilire se Claudio Cibin sia deceduto sul colpo in seguito al tamponamento o per le ferite riportate dall'auto che lo ha investito quando era a terra. Le ipotesi di reato per entrambi gli automobilisti sono di omicidio stradale con la possibile aggravante per il primo dell'omissione di soccorso. Ora l'indagine è affidata alla magistratura. E quindi un'altra vittima purtroppo, servizio di Nicola Marcato. Adesso andiamo a Paese nel Trevigiano, dove c'è stato un altro schianto, questa volta fra 3 mezzi. È successo a Spresiano sulla Pontebana, un frontale tra 2 auto, 8 i feriti nei 2 incidenti, di cui uno è in condizioni gravissime. Vediamo. Un sorpasso alla base del gravissimo schianto tra 3 mezzi, 2 furgoni e un camion a Paese. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15 lungo la strada provinciale 102. 3 persone sono rimaste ferite, 2 in condizioni gravi portate con l'elicottero del SUEM 118 all'ospedale di Treviso. Per permettere il soccorso dei feriti e la rimozione dei veicoli incidentati, la Postumia, strada che da Paese porta a Castelfranco, è stata completamente chiusa al traffico. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Secondo una prima ricostruzione, un 54enne rumeno alla guida del Fiat Ducato di proprietà di una ditta del Padovano, per cause in corso di accertamento, ha urtato frontalmente il Fiat Scudo di proprietà e condotto da un 59enne italiano del posto che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia. Il furgone, completamente distrutto, è finito dentro il fossato, l'altro in mezzo alla careggiata. Poco più avanti un camion che sarebbe stato urtato da uno dei 2 veicoli. Il conducente di uno di questi mezzi è stato sbalzato sull'asfalto. Dall'altra parte della carreggiata si sono fermati camionisti e automobilisti per aiutare i feriti. Immediatamente sono stati allertati anche i soccorsi. A terra le parti del Fiat Scudo, lamiere contorte. È rimasto in mezzo alla strada anche il secondo furgone, il Ducato, la parte anteriore distrutta dall'impatto. La Postumia è rimasta chiusa per diverso tempo, notevoli disagi alla viabilità con code di auto che sono rimaste ferme fino a quando la provinciale non è stata riaperta. I 2 furgoni sono stati posti sotto sequestro. A Spresiano, un'ora dopo, intorno alle 16:10, altro incidente lungo la statale Pontebana, uno scontro frontale tra 2 veicoli, 5 i feriti trasportati con le ambulanze del SUEM 118 negli ospedali di Treviso e Montebelluna. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco per i rilievi, una pattuglia dei carabinieri ed una del nucleo operativo radiomobile di Treviso. Un altro incidente, ma questa volta in montagna, ed è morta una famosa guida alpina, Diego Zanesco. Stava arrampicando in solitaria sulle tofane senza l'ausilio delle protezioni. Ne hanno parlato tutti i giornali, anche perché era la guida del famoso regista americano Oliver Stone.
Stava scalando la sud della Tofana di Rozes in free solo Diego Zanesco, 62enne guida alpina di Villa Bassa, quando qualcosa deve essere andato storto. Forse una scivolata, il cedimento di un appiglio, non sono chiare le cause che nella serata di ieri hanno fatto precipitare l'uomo che scalava senza protezioni lungo la parete della Tofana, causandone la morte. A dare l'allarme attorno alle 20 è stata la moglie, preoccupata per non averlo visto rientrare a casa e che con l'aiuto di un amico ha allertato i soccorsi. Sul posto si sono recati gli uomini del soccorso alpino che dopo alcune complesse ricognizioni sono riusciti ad individuare la salma che è stata infine recuperata stamani per essere riportata a valle. So che è caduto giù ma non so nient'altro. Era una guida molto esperta, era un alpinista molto forte. Conosco da tanti anni, è sempre stata una gran persona più che altro. Ecco. E conosciuto e stimato lo era davvero Zanesco. Originario di Bressanone, era una guida alpina molto affermata anche oltre i confini dell'Alto Adige, grazie all'azienda Enrosadira, di cui è stato fondatore e con cui si occupava di accompagnare turisti appassionati alla scoperta delle meraviglie degli scenari dolomitici. Una fama testimoniata anche dal fatto che solo pochi giorni fa aveva portato il famoso regista americano Oliver Stone assieme alla moglie sul Lagazzuoi per illustrargli i luoghi dove si è combattuta la prima guerra mondiale. Una vita dedicata all'alpinismo, quella di Diego Zanesco, che ha sempre vissuto la montagna come una passione prima che una professione. Noi facciamo le guide di mestiere, ma fondamentalmente facciamo quello che è la nostra passione, quindi questo è, noi andiamo in montagna perché ci piace andare in montagna, in un modo o nell'altro. Diamo uno sguardo ai titoli dei giornali locali, questo è il Gazzettino. Assalto a Venezia, ci sono code sul Ponte della Libertà e parchi esauriti, causa maltempo. I turisti delle spiagge si riversano in città perché è finita la fase del grande caldo, almeno per ora è prevista una settimana di instabilità e quindi succede anche questo. E poi l'allarme lanciato dall'UNESCO, un allarme tardivo, abbiamo detto ieri sera a Focus, clima e turismo di massa, inserire Venezia fra i siti in pericolo. Il presidente Zaia dice grazie a noi non va più sott'acqua con il Mose. Venezia, allarme UNESCO, l'ex sindaco Cacciari commenta, tirino fuori i soldi prima di parlare a Vanvera, Brunetta, la città è tutelata. Torniamo alla cronaca, questo è un servizio su uno straniero, un latitante che si è costituito ed è stato condotto in carcere. Prima di costituirsi però si è seduto in un bar e si è fatto una sana bevuta. Vediamo. Un pluripregiudicato tunisino di 44 anni appena rientrato in Italia è stato arrestato dalla Polizia di Stato e portato in carcere. A suo carico numerosi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, evasione e spaccio di droga. Sul latitante pendeva un ordine di carcerazione di 4 anni e 8 mesi di reclusione emesso dal Tribunale di Vicenza per il cumulo dei reati commessi. A segnalare però alla questura la sua presenza in un locale di Viale del Verme lo stesso pregiudicato. L'uomo aveva infatti deciso di costituirsi, ma prima di farlo domenica notte si era concesso un'ultima bevuta al bar. Alla fine ha telefonato al 113 consegnandosi spontaneamente agli agenti. Espletati i necessari controlli e verifiche, è stato infine condotto alla casa circondariale di Vicenza, dove l'uomo sconterà il suo debito con la giustizia. Ha subito, ne abbiamo parlato tante volte, 35 furti nella sua carrozzeria in pochi anni e questa volta l'8º furto in una settimana ad opera dello stesso ladro seriale, quindi siamo andati a ritrovare Paolo Favaretto, titolare della carrozzeria moderna di Mestre, comprensibilmente esasperato anche perché scavalcano continuamente il recinto della sua azienda e fanno quel che vogliono. Vediamo. Siamo stanchi, non ne posso più perché non è possibile che in una settimana questo qua venga ogni sera, ogni giorno, ma chi siamo? È lo sfogo del titolare della carrozzeria moderna di Mestre dopo l'ennesimo furto subito domenica sera, l'8º in una sola settimana, già denunciato e ad opera dello stesso ladro seriale accampato addirittura con tenda proprio dietro l'attività commerciale di Via Giustizia. Ecco le immagini del raid di domenica, effettuato come ogni sera alla stessa ora, tra le 18 e le 20. Mi sento solo, abbandonato anche dal sindaco, dice amareggiato Favaretto. Il sindaco di Venezia dovrebbe interfacciarsi, ci ha portato qua
il Sartre, tutte le notti ci porta la gente davanti alle vetrine. La mattina ce ne sono 20, 25, tutta gente che recuperano per strada. Non ne posso più, non ha fatto una telefonata, non è venuto qua una volta. Ma è il sindaco di Venezia o è una persona qualunque? Rabbia, amarezza e afflizione, sentimenti che scandiscono le ore dell'imprenditore dopo ben 35 furti subiti in 8 anni. Oramai stremato, pensa di farsi giustizia da sé. Noi ci difenderemo da soli. Adesso se va avanti così mi metterò sopra il tetto a fare la guardia, mi metterò io. Il problema è che qua su via Piave, su via Giustizia, tutta questa zona di Mestre, sta succedendo il Bronx, è una cosa impossibile. Non si può andare avanti così. Sono stanchissimo. Scusate, ma non ne posso più di queste cose. Eh sì, anche i ladri lavorano, lui fa il turno di notte, si accampa lì, poi per lavorare scavalca il recinto. Suggeriamo a quest'uomo, comprensibilmente esasperato, di ricorrere a un cartello enorme da porre fuori dal recinto, attenti al cane, e prendere 2 Rottweiler. Se non c'è altro da fare, uno deve così far ricorso, far di necessità virtù. Sono cose da pazzi, cose da pazzi. Come anche le rapine compiute dai comando che addirittura bloccano le strade e poi svuotano le aziende. È successo recentemente a un'azienda orafa del Bassanese, ma anche alla Pernumia, un'azienda che produce borse di lusso. È stata svuotata dal solito comando e sta indagando la compagnia dei carabinieri di Abano Terme. Ladri professionisti che hanno agito con precisione mettendo in campo un'azione preparata nei minimi dettagli e caccia alla banda degli 11 malviventi che la notte tra il 27 e il 28 luglio hanno assaltato e svaligiato la sede della CNT Pelletterie Bergamasco di Pernumia, facendo incetta di centinaia di borse prodotte per marchi di alta moda, un bottino che si aggira intorno a diverse centinaia di migliaia di euro. I carabinieri di Abano Terme stanno visionando le telecamere della videosorveglianza dell'azienda e quelle del comune di Pernumia. In particolare si cerca ancora un furgone Ducato rubato ad un panettiere del paese. È l'unico mezzo che ancora non è stato ritrovato. Le altre 6 auto usate per sbarrare le vie d'accesso alla zona industriale e per sfondare cancello e portone sono state tutte abbandonate dalla banda. L'assalto è durato pochi minuti. I ladri hanno anche tagliato le gomme di tutte le auto parcheggiate all'interno della ditta. Poi sono entrati e hanno fatto incetta di borse. Erano tutti vestiti con tute bianche, tipo quelle usate dai medici, e avevano una torcia in fronte. Difficile poter vedere i loro volti. Si indaga dunque nei dettagli per capire se abbiano commesso qualche passo falso. I carabinieri hanno anche sentito Gabriele Bergamasco, il titolare dell'azienda, insieme ai figli, il primo ad accorrere fuori e a veder fuggire i ladri che quasi lo hanno travolto con le vetture. Lui li ha sentiti parlare e forse potrebbe aver riconosciuto qualche accento particolare. Servizio Valentina Visentin, in regia oggi ci sono Italo Morao e Francesco Ceron. Vediamo il titolo del Corriere del Veneto, anche qui la prima pagina sull'UNESCO che chiede di inserire Venezia nei patrimoni dell'umanità in pericolo. Molte reazioni a questa notizia. L'UNESCO parla dei danni provocati dal turismo di massa. Sentiamo in diretta da Venezia, dal ponte di Calatrava, Anna Maria Parisi. A te la linea. Venezia patrimonio a rischio da tutelare e preservare. Questo è il monito lanciato dall'UNESCO e su cui si sono sollevate una marea di proteste e opinioni distinte e contrapposte. Per parlare dell'argomento con me il direttore degli albergatori dell'Associazione Albergatori di Venezia, Claudio Scarpa. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, oltre 23 milioni i turisti che arrivano all'anno a Venezia su una popolazione residente di circa 50.000 persone, dati che però durante la pandemia erano arrivati a 30.000 con le celle dei cellulari agganciati nella Smart Control Room della Polizia Locale di Venezia. Allora, direttore Scarpa, dal vostro osservatorio, quello degli albergatori, che cosa ne pensate di quanto sollevato da UNESCO? È una definizione ingenerosa? Allora, per quanto riguarda il monito dell'UNESCO va tenuto presente la sua importanza, però lo trovo assolutamente ingeneroso per la parte in cui si critica l'assenza di politiche di sostenibilità, perché sotto questo aspetto molto si è fatto.
cito il Mose, ma cito anche tutte le iniziative che il Comune di Venezia sta adottando. Dal punto di vista del turismo invece è inevitabile che vi sia questa critica, però noi viviamo di turismo, tutti vivono di turismo, dagli albergatori ai ristoratori, ma anche tutti coloro che lavorano per questo mondo, dagli avvocati agli architetti e perché no dagli impiegati di Manca che stipulano i mutui che vengono contratti dagli albergatori. Allora, se questa è l'intenzione dell'UNESCO, dobbiamo rispondere che noi dobbiamo vivere di turismo. Io sottolineerei un altro aspetto, un aspetto molto importante, che è quello di gestire il turismo. Abbiamo detto che sono circa 30 milioni di turisti che giungono, ma la gran parte, i 2/3, sono turisti pendolari che giungono dalla mattina alla sera, bassa spesa pro capite e poi un alto costo per la collettività dal punto di vista della sostenibilità, ma anche dal punto di vista della gestione. Allora bisogna cominciare a dividere questi flussi, ma sono cose che non si fanno in 5 minuti, sono cose che necessitano una preparazione di qualche anno, un'informazione della clientela, la costruzione di terminal, insomma cose che durano parecchio tempo e quindi non si può pretendere che il comune con una bacchetta magica risolva tutto. Ecco, secondo la lista Master Plan, tra le città più visitate al mondo, nella top 5 rientra Venezia. Al primo posto Bangkok, quindi Londra, Parigi, e poi Milano e Venezia esattamente, con un flusso di turisti abnorme. Abbiamo visto anche noi stessi come troupe con Sandro Ponchio alle immagini per arrivare qui a Venezia che ci abbiamo impiegato più di mezz'ora partendo da Venezia, solo mezz'ora fermi al Ponte della Libertà per il lunghissimo serpentone di macchine in attesa di essere parcheggiate. Perché dico questo? Perché comunque il Comune aveva provato con l'utilizzo di tornelli e poi con anche delle fibre ottiche, aveva cercato insomma di regolamentare questo flusso, però tutto è stato bloccato con la città che si pensava fosse a numero chiuso dall'inizio di questo 2023 dalle associazioni cittadine e non soltanto. Ecco, secondo lei quale l'equilibrio tra le due posizioni? Comunque qualcosa sa da fare. Guardi, noi siamo per una posizione molto chiara, l'abbiamo sempre detto, chi dorme a qualsiasi titolo, quindi anche i turisti pernottanti, chi vive, chi lavora, chi studia a Venezia ha diritto di entrare a Piazzale Roma, che è la porta d'ingresso principale della città, attraverso il Ponte della Libertà. Gli altri si devono, quindi il turismo pendolare, giornaliero, si deve fermare su terminal sulla gronda lagunare e trasportato in città attraverso entrate secondarie. Parlo del parcheggio della Fusina che andrebbe creato, il terminal Fusina che andrebbe creato con un terminal poi a Venezia sulle Zattere, dall'altro lato un terminal all'aeroporto che porti alle fondamenta nuove. Quando poi non c'è più posto, la città scoppia, si fermano le entrate in città e si chiede ai nostri amici che vengono qui dalla mattina alla sera di prenotare l'ingresso in città. Questa è la nostra visione, che dovrebbe riuscire a rendere compatibile il turismo e la vita economica della città con la vivibilità della città. Su questo, ripeto ancora, so che il Comune sta ragionando, sta progettando, però sono cose, ripeto, che necessitano anni di intervento, vanno individuate le aree, vanno fatti gli espropri, vanno fatti i lavori, vanno informati i turisti, almeno un anno di informazione preventiva, va introdotto il contributo d'accesso, non soltanto coloro che dormono in città devono pagare la tassa di soggiorno, anche chi viene dalla mattina alla sera deve contribuire al mantenimento della città. Per cui è un lavoro lungo, ci vorranno almeno 4-5 anni per organizzare questa cosa. Va presa la decisione, questa sì, e molto spesso io mi permetto di suggerire al Comune bisogna tener conto delle opinioni delle associazioni veneziane, però anche bisogna avere chiaro il proprio progetto. Se c'è un progetto di questo genere, come io l'ho evidenziato, bisogna andare avanti subito e dire immediatamente vogliamo andare in questa direzione, dirlo all'UNESCO anche, così magari comprende la situazione e non lancia più questi moniti che fanno molto male alla città. Ecco, noi a onore del vero in conclusione abbiamo anche contattato il Comune che è uscito con una nota stampa. Stiamo valutando le osservazioni dell'UNESCO, così da Cafarsetti. E da Venezia con il direttore degli albergatori veneziani Claudio Scarpa è tutto, linea a voi. Grazie molte Anna Maria Parisi, a Claudio Scarpa. Industrializzazione o difesa dell'ambiente, capannoni o mantenimento del verde? Il Comune di Bassano del Grappa con il suo voto ha detto di no all'industrializzazione, ha detto di sì alla tutela del territorio. Vediamo il servizio di Alex Giuliano.
C'è chi parla di uno schiaffo al futuro della città. Il Consiglio Comunale di giovedì sera piuttosto è stato una carezza a difesa del futuro di Bassano. A dirlo, la decisione democratica dei consiglieri, con alle spalle migliaia di cittadini, molti dei quali presenti fino a tarda notte in comune per accompagnare quella che è stata una scelta di salvaguardia del verde, un bene prezioso, insostituibile. È una questione che questo non è il modo giusto di affrontare un problema del genere e non potete venirci a chiedere un sì a scatola chiusa quando i paletti dovevate metterli prima. Ma dove siete stati? E non è la città del piccolo mondo antico. Perché questa città da 1000 anni evolve, cambia, migliora, ma a un certo punto non possiamo pensare di essere ancora nel 1965. Quando abbiamo fatto dell'ambiente qualsiasi cosa, abbiamo sversato di tutto, abbiamo messo Eternit ovunque, va bene, non si sapeva, erano altri tempi, c'erano altre necessità, ma adesso lo sappiamo, non possiamo andare avanti così. Abbiamo detto che il consumo di suolo zero deve essere dato dalla necessità, dalla verifica che non ci sono altre possibilità e dal fatto che il consumo di suolo zero venga equiparato. Ma pensate davvero che Bassano del Grappa possa ancora accogliere insediamenti produttivi di queste dimensioni senza trovare delle compensazioni dall'altra parte? Lo pensiamo davvero? La questione occupazionale poi è un aspetto che va letto basandosi sui dati. Nella prima metà del 2023 il mercato del lavoro veneto ha fatto registrare un incremento di 82.900 posti di lavoro, dati pubblicati da La Bussola di Veneto Lavoro. Il lavoro c'è, l'industria mostra un leggero calo con un saldo che rimane comunque ampiamente positivo con più 8.400 posti di lavoro. E oltre al lavoro a Bassano ci sono anche tanti capannoni in disuso che possono essere riqualificati in tempi brevi e senza incidere sull'ambiente. Che cosa manca allora? Manca appunto il verde. Lo schiaffo, la violenza sarebbe stata quella di tappare la bocca alla democrazia, di impedire alle famiglie di difendere la loro casa, questo sì, un vero atto di violenza, e sentir parlare esponenti dell'amministrazione di una battaglia che non finisce qui, mette definitivamente in chiaro qual è la mano pronta, eventualmente, a schiaffeggiare Bassano. Il tema di fondo, comunque, rimane legato a due domande precise che non hanno ancora avuto risposta. Quali sono le garanzie occupazionali che possono indurre alla scelta di cementificare senza ritorno un'area verde? E soprattutto, dov'è la legge sul consumo di suolo che giace in qualche cassetto del Consiglio regionale? E lo scontro è andato avanti anche sui social, sotto attacco in particolare la sindaca Elena Pavan. Il sindaco Elena Pavan interviene anche via social sul caso Baxi Pengo e sulla votazione in Consiglio Comunale. E tutto ruota attorno al termine infami, un aggettivo pesante che si attribuisce da dizionario a chi commette un'azione contraria alla dignità umana, un comportamento malvagio insomma, e un cittadino sembra attribuire, almeno questa è l'impressione, sui social, questo aggettivo a quei consiglieri comunali che fanno parte della maggioranza, 4 per l'esattezza, ma che non hanno votato per la proposta Baxi Pengo e che hanno scelto invece la linea del centro-sinistra per la difesa dell'ambiente e l'utilizzo dei capannoni abbandonati piuttosto che costruirne di nuovi a San Lazzaro. Se il termine fosse rivolto veramente a loro, la domanda sorge spontanea: perché il sindaco Elena Pavan risponde che i nomi sono pubblici e già citati dalla stampa? Perché non difende la figura istituzionale del consigliere e non condanna piuttosto l'uso dell'aggettivo infame? Parliamo di cariche che rappresentano la città, di figure e persone votate dai cittadini e come tali degne di rispetto sempre e comunque. In fondo loro hanno esercitato il diritto-dovere di votare le mozioni presentate al Consiglio Comunale. Con la sua risposta il sindaco svilisce queste figure e accetta che vengano sbeffeggiate. E questo era il servizio di Federico Fusetti, si parla di ambiente e in questo caso di trasporti anche a Vicenza, perché tra un anno partiranno i lavori dell'alta velocità con i cantieri, relative polemiche e gli espropri di cui ha parlato oggi in conferenza stampa il sindaco Giacomo Possamai. Ci colleghiamo in diretta con Luisa Bertini.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai perché il progetto della TAV, lo vediamo qui alle nostre spalle, adesso si avvia una seconda fase che è quella degli espropri, quelli in giallo, gli edifici che saranno abbattuti, e si parla di 150 unità abitative, quindi verosimilmente 150 famiglie che non avranno più la casa. Di qui in avanti si apre questa nuova partita. Il Comune sarà a fianco degli espropriati, in che maniera? Buongiorno a tutte e a tutti. Noi abbiamo fatto una scelta forte, cioè quella di stare a fianco fino in fondo ai cittadini della nostra città che saranno oggetto di esproprio. La TAV è un'opera statale chiaramente, quindi la trattativa sugli indennizi e quindi sul compenso che si riceverà per l'abbattimento della casa andrà fatta con IRICAV, con RFI, con le strutture dello Stato, però noi vogliamo essere loro a fianco, informandoli, affiancandoli, dando loro tutti gli strumenti per non sentirsi indifesi e soli. Per cui da qui alla metà di settembre faremo incontri con piccoli gruppi. A piccoli gruppi li divideremo per poterli incontrare, guardare negli occhi, discutere con loro caso per caso di come si deve fare ad affrontare una situazione così complicata. Avremo al nostro fianco gli ordini professionali, che ringrazio, che gratuitamente hanno aperto uno sportello che trovate sul sito del Comune di Vicenza per avere tutte le informazioni tecniche per chi è oggetto di esproprio. E poi abbiamo chiesto ad IRICAV di attendere a inviare le lettere il 15 di settembre, perché da qui al 15 vogliamo prima informare le persone, incontrandole, dialogando direttamente con loro. Ecco, adesso quali saranno le tempistiche dei primi che saranno tenuti ad abbandonare la casa? Realisticamente i primissimi espropri saranno tra circa un anno, quindi noi abbiamo bisogno in questo momento di dar loro tutte le informazioni per fare in modo che possano poi con IRICAV discutere qual è il compenso, qual è l'indennizzo per la loro casa e andare a recuperare la nuova casa. Però prima di tutto vogliamo dar loro tutte le informazioni utili in modo tale che arrivino pronti e preparati a questa situazione così complessa. Ecco, io ringrazio il sindaco Possamai e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie molte. Restiamo a Vicenza con un titolo del giornale di Vicenza. Si stanno sgretolando le Dolomiti, addio al campanile del Sengio Bianco, nuovo crollo in montagna. Siamo sulle piccole Dolomiti, vedete una foto eloquente. Ancora a Vicenza per il Teatro Olimpico, per il quale è stata avviata la candidatura a monumento nazionale sostenuta da numerosi parlamentari vicentini. Uno dei simboli di Vicenza, apice della geniale creatività di Andrea Palladio, il primo teatro coperto della storia inaugurato nel 1585, il Teatro Olimpico, si candida a diventare monumento nazionale. La proposta è di Vladimiro Riva, consigliere delegato del Consorzio Vicenza e già promotore della candidatura della Basilica Palladiana, monumento nazionale dal 2014, dopo un percorso durato 3 anni. A sostenere la proposta, approdata a Roma, il disegno di legge con primo firmatario il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin. Su suggerimento del mio grande amico Vladimiro Riva, ho presentato al Senato un disegno di legge per far dichiarare il Teatro Olimpico monumento nazionale. Dopo la Basilica Palladiana sarebbe davvero un fiore all'occhiello della città avere un secondo monumento nazionale. Parte così l'iter, appoggiato dai parlamentari vicentini di diverso colore politico. Il deputato veneto di Fratelli d'Italia Silvio Giovine ha depositato parallelamente alla Camera un altro disegno di legge per rendere monumento nazionale il Teatro Olimpico di Vicenza. L'obiettivo uno solo, riconoscere il valore di un'opera architettonica ammirata in tutto il mondo. Il disegno di legge passa ora all'esame della Commissione Cultura. L'iter al Senato potrebbe ragionevolmente concludersi entro l'anno. Poi passerà all'altro ramo del Parlamento e se ne dovranno ovviamente occupare i colleghi deputati. Ora c'è bisogno del sostegno convinto di tutta la provincia per conseguire questo ambizioso traguardo. Ad appoggiare la candidatura anche il sindaco Giacomo Possamai. Appoggiamo con forza e con determinazione la proposta di legge che arriva dai parlamentari vicentini trasversalmente di tutte le forze politiche, perché siamo convinti che il Teatro Olimpico meriti questo riconoscimento. È il teatro coperto più antico al mondo e quindi sarebbe un ulteriore messaggio importante per la città, per la sua promozione turistica, per la sua storia, per la sua cultura.
Andiamo in pubblicità nemmeno un minuto e poi torniamo subito. Tra le altre cose, tra gli altri fatti, anche il ritrovamento del baby macaco che era stato rapito nel parco faunistico Castellera. Tra poco state con noi. E guerra sul reddito di cittadinanza, oggi in Parlamento davvero uno scontro durissimo ancora tra maggioranza e opposizione, ne abbiamo parlato ieri sera, reddito di cittadinanza a cui viene imposto lo stop e l'avvio di un altro tipo di interventi che è quello dell'assegno di inclusione. Vediamo il titolo del Corriere del Veneto: lo stop al reddito di cittadinanza inviato via SMS a 2141 famiglie in Veneto. Ci sono proteste in molte parti d'Italia, anche davanti agli uffici dell'INPS, specie a Napoli. Vediamo su questo il servizio di Anna De Roberto. Già nei primi mesi dell'anno abbiamo registrato qualche leggera flessione della domanda di lavoro in alcuni comparti industriali, che potrebbe essere legata a tantissimi fattori, ma potrebbe essere anche un primo sintomo. Sono 169.000 le famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza che hanno già ricevuto dall'INPS il messaggio di sospensione del sussidio del 1° agosto. Sussidio che dunque si ferma con oggi per tutti i nuclei ritenuti nelle condizioni di lavorare. Si tratta di famiglie in cui non vi sono over 65 minori o disabili. Veneto Lavoro fa sapere che secondo i dati INPS nel 2021 i nuclei familiari percettori di almeno una mensilità di reddito di cittadinanza sono stati in Veneto 40.124. Nell'ultimo mese disponibile, febbraio 2022, hanno percepito il reddito 5.558 persone nella Marca. Ed è proprio l'Osservatorio di Veneto Lavoro che fornisce un report mensile sul mercato a confermare come il taglio del reddito agli occupabili sarà motivo di monitoraggio. Tra i settori che più stanno soffrendo della mancanza di manodopera ad oggi c'è l'agricoltura. In agricoltura si è alla ricerca di modalità alternative per far fronte a quei picchi produttivi, per esempio nell'ambito stagionale, e per reperire quella manodopera necessaria, quindi attraverso forme di appalto o altre tipologie di ricorso appunto ai lavoratori, perché proprio si fa una fatica enorme. Cresce l'occupazione nel settore del turismo, il gap tra domanda e offerta denunciato d'inizio stagione è stato in parte colmato, ma anche in questo settore l'attenzione sul taglio del sussidio rimane alta. Di sicuro potremo trovare molte più ricche proposte di lavoro rispetto a quante sono adesso. Magari ci sarà qualcuno che da giù oppure da zone un pochino più sfortunate deciderà di tentare di venire al nord come si faceva una volta, ma questo ci darà forse un 20% che già nel nostro caso sarebbe molto. Continuano gli arrivi in Veneto dei migranti. Il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente dell'ANCI Veneta, dice che ognuno ormai deve fare la propria parte e propone insieme al governatore Zaia l'accoglienza diffusa, anche perché a Treviso solo nel mese di luglio ci sono stati 40 arrivi nell'ex caserma Serena, che ora è di nuovo in saturazione. Bisogna cominciare a dire basta a questa accoglienza ormai sproporzionata all'interno della caserma Serena. Non può essere più la soluzione. Io l'ho detto al prefetto, l'ho detto a tutti i prefetti, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni alternative per evitare tendopoli e per evitare grandi centri di accoglienza. Ora però aspettiamo risposte anche da parte del governo, perché la situazione comincia a essere complicata. Sono stati 40 nel solo mese di luglio gli ingressi di nuovi richiedenti asilo all'ex caserma Serena ai confini tra Treviso e Dosson. La struttura conta al momento 520 ospiti, un numero che per il sindaco Mario Conte, tornato a invocare l'accoglienza diffusa, è già ben oltre l'accettabile, e ai suoi colleghi lo dice chiaramente. Ogni sindaco dovrà fare la sua parte. Dopo capisco che nessuno vuole portarsi a casa queste persone, è altrettanto vero che però grandi disagi non possono ricadere sulle spalle di pochi sindaci. Io rispetto la levata di scudi, è altrettanto vero che io nella mia città
500 persone tutte all'interno dello stesso posto non le voglio più. Situazione al limite quella dell'accoglienza, mentre sul fronte dell'ordine pubblico Conte incassa con soddisfazione l'efficacia del dispositivo messo in campo dalle forze dell'ordine tra Piazza Borsa e la stazione. Stiamo lavorando in sinergia con le forze dell'ordine tutte e con il coordinamento della prefettura per cercare di limitare sempre più questi episodi. L'obiettivo nostro è prevenirli. Nel momento in cui però qualcosa continua a succedere, mi fa anche piacere vedere che le forze dell'ordine sono presenti in quel quadrante e nel giro di pochi minuti intervengono e fermano i responsabili. Infine il tema dei fondi PNRR stralciati che Conte segue da sindaco e da presidente ANCI. Mi fido di questo governo, le interlocuzioni sono in atto per avere tutte le garanzie del caso. Io sono convinto che se ci sono dei progetti da rivedere perché in ritardo, perché non idonei a quelle che erano le caratteristiche imposte dal PNRR, è giusto farlo, però penso anche che quelle città, e parlo a nome dei comuni veneti, che si sono tanto impegnati per mettere in pista dei progetti adeguati, debbano continuare in quel processo di finanziamento. Su tutte le prime pagine dei giornali online l'avvertimento del presidente Zaia: se la riforma dell'autonomia, ha detto il presidente, non arriva entro il 2024, fallisce l'esecutivo. Alla festa della Lega a Cervia Zaia ha detto c'è un progetto chiaro, un patto, e quando si rompe non si sa mai da che parte vanno i cocci. E poi sull'omofobia interviene dicendo è una patologia, non lasciare il tema alla sinistra. E ieri il governatore, durante la visita insieme al ministro Sangiuliano del ghetto di Venezia, ha parlato anche di PNRR. Sentiamo cosa ha detto ad Anna Maria Parisi. Siamo tutti preoccupati, anche perché è arrivata questa scelta, diciamo, repentinamente. Allora, guardiamo la bottiglia mezza vuota, mancano 16 miliardi di euro, il taglio è stato fatto. La bottiglia mezza piena è che il governo ha rassicurato per voce del Presidente del Consiglio che verranno sottoscritti e confermati gli impegni utilizzando i fondi di sviluppo e coesione, quindi fuori dal PNRR. Dall'altro c'è anche da dire che questa riprogrammazione comunque è utile per avere, diciamo, un obiettivo che sia molto più definito. Oggi abbiamo il grande tema dell'energia, il tema della sostenibilità, il repower. Ad esempio il Veneto ha presentato un progetto per 1,6 miliardi per l'idrogeno green. Noi abbiamo presentato, diciamo, per questa nuova visione 27 progetti per un totale di 10 miliardi di euro, proprio perché vogliamo andare nella direzione di ridisegnare il nostro PNRR. Ovviamente i sindaci e le amministrazioni, soprattutto quelle che hanno impegni concreti e sottoscritti, contratti, incarichi o meglio ancora gare, devono avere ristoro degli impegni che si sono presi. Vediamo ancora titoli del Corriere del Veneto, viaggi in Crimea e l'invito al professore filorusso Orsini. Ciambetti è diventato un caso, ma il Presidente del Consiglio regionale risponde: non mi pento di nulla per aver invitato Orsini a tenere una lectio magistralis. Poi vediamo un altro titolo che riguarda invece la cronaca qui in Veneto: foto e chat, ricatto hard a Lele Mora, 100.000 euro o finisci su Striscia. La denuncia ai carabinieri dell'ex manager dei VIP. Il figlio dice: noi minacciati dai calabresi. Restiamo sul versante della cronaca: fischietti e acqua spruzzata con le pompe che si usano per innaffiare i fiori. Sono le armi usate a Mestre da alcuni residenti di una laterale di via Piave per allontanare gli spacciatori dalla loro via. Vediamo. Fischiamo e bagniamo e almeno cerchiamo di allontanarli noi. È un po' un'azione diretta di cittadini che non ne possono più. L'azione diretta di cittadini che non ne possono più, la definisce Giovanna Luzzi, residente in una laterale di via Piave. Fischi e spruzzi agli spacciatori appostati davanti ai loro portoni come forma di contrasto civile al degrado che avanza. Semestre è stata segnalata dal Ministero degli Interni come capitale italiana dello spaccio. Il quartiere Piave è il suo centro pulsante, dove spacciatori e tossicodipendenti si incrociano già attivi dal primo pomeriggio. È un accordo che abbiamo fatto con alcuni residenti, visto che siamo rimasti in pochi come residenti, tra la via Sabotino e la via San Michele. Quando vediamo chi si ferma per spacciare o arrivano anche gli altri che si siedono per bucarsi, fischiamo fin tanto che se ne vanno. E stiamo anche adottando il fatto di poter sparare con dell'acqua fredda
normale, le pompe che annaffiano i fiori, così facciamo 2 in 1. Anche Porta Verde, il progetto che per tutta l'estate organizza lodevolmente eventi e serate nel parco, soffre inevitabilmente del contesto nel quale è ospitato. Gli stessi residenti sono un po' nauseati, primo perché non c'è sicurezza completa, assolutamente. Tu non vieni qua, sei libero, la gente ti passa, lo spacciatore ti passa in mezzo, quello che ti chiede le monetine, quello che ti viene al tavolo. Il palco diventava dormitorio anche sotto perché era tutto aperto, quindi poverini, sotto e sopra era pieno. Adesso hanno messo delle reti così vanno solo sopra. Perché basta vedere cosa c'è sopra adesso, devono ancora ripulire, basta vedere. Secondo me c'è anche talco probabilmente, non lo so. Degrado anche a Vicenza con risse, aggressioni, furti. Allora il questore di Vicenza, Paolo Sartori, chiude un bar di Viale San Lazzaro per la 4ª volta. Vediamo. Disposta dal questore di Vicenza Paolo Sartori la sospensione della licenza e l'immediata chiusura di un bar di Viale San Lazzaro. Il provvedimento, che avrà una durata di 40 giorni, è legato alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica che si sono venute a creare negli ultimi tempi. Nel corso dei controlli effettuati anche da alcune pattuglie della squadra volanti, il locale sarebbe risultato in più occasioni frequentato da pregiudicati, con precedenti di varia natura e gravità, in particolare per traffico e spaccio di stupefacenti, oltre ad essere stato teatro di violente risse e di furti ai danni di avventori. La licenza del bar era già stata sospesa nel 2021, nel 2022 e a maggio di quest'anno. L'ultimo episodio è il 28 luglio, quando le pattuglie della polizia sono dovute intervenire per una violenta aggressione tra alcuni cittadini stranieri. Da qui la decisione del questore, che ha anche emesso 2 fogli di via obbligatori con divieto di far rientro a Vicenza per i prossimi 3 anni nei confronti dei 2 cittadini, un egiziano di 25 anni e un rumeno di 47, partecipanti alla rissa. Era scomparso dal Parco Faunistico Castellero un piccolo macaco che oggi è stato ritrovato. Ci racconta tutto in diretta Chiara Gaiani. A te la linea, Chiara. Buongiorno da Cartigliano, ci troviamo all'interno del Parco Faunistico Cappellere. Ringraziamo Silvia Minato, che è la responsabile dei guardiani, che da ieri si sta occupando del piccolo Forrest, è stato battezzato proprio in queste ore. Ecco, questo cucciolo di macaco è stato proprio sottratto, ma con la forza, con la violenza. Adesso Silvia ci racconterà nella notte tra lunedì e domenica. È un cucciolo di pochi giorni che è ancora allattato dalla sua mamma, che tra l'altro, insomma, come potete vedere nelle immagini del collega Renzo Rigon, proprio lo sta abbracciando e allattando da quando è ritornato. Che cosa è accaduto ieri mattina? Voi avete capito subito che qualcosa non andava, Silvia? Sì, assolutamente. Siamo passati davanti al reparto dei macachi, abbiamo visto la ghigliottina chiusa e la rete aperta e ci siamo allarmati subito. La rete è stata tagliata, penso con un tronchesino, non so, e sono entrati prima nel reparto esterno, molto probabilmente. Hanno spaventato i macachi, li hanno chiusi nella parte interna, dopodiché sono entrati nella casetta, anche lì rompendo il lucchetto e la porta, e hanno strappato il cucciolo, il piccolo alla mamma. Non è facile entrare con un gruppo di 6 macachi, chi lavora con questi animali insomma lo sa benissimo, e tra l'altro riportano molti ematomi, tutti quanti, tutti gli esemplari, quindi molto probabilmente li hanno picchiati con dei bastoni, non sappiamo con cosa, sappiamo solo che tutti gli animali ne hanno risentito, sono terrorizzati, spaventati, molto, molto stressati. Siamo contenti, sì, che il piccolo sia stato ritrovato. Era difficile reintrodurlo in un gruppo, anche perché il piccolo aveva comunque altri odori, non è mai facile reintrodurre un individuo all'interno di un gruppo. È andato tutto bene nella reintroduzione, la mamma l'ha preso subito con sé. Sono ancora, anche il piccolo ha riportato diversi ematomi in testa, e il respiro inizialmente, appena la veterinaria, uno dei titolari si sono recati dai carabinieri, non era
Bellissimo, sta ricevendo tutte le cure del caso e speriamo insomma che vada tutto a buon fine e si rimetta presto. Ecco, il piccolino è stato ritrovato a Favaro Veneto dai carabinieri forestali, proprio in omaggio, in onore dei carabinieri forestali, è stato battezzato in queste ore Forrest. Pensate che gli addetti del parco non sapevano ancora di che sesso fosse il macaco, perché la simbiosi tra mamma e piccolo, ci ha raccontato anche Silvia, che i macachi sono animali insomma abbastanza con un caratterino difficile, vanno trattati con le pinze. Loro non si erano ancora avvicinati a questo piccolo. Sì, esatto, per non stressare gli animali, cioè per controllare il sesso del piccolo avremmo dovuto anche noi strappare il piccolo alla mamma, e solitamente lasciamo sempre che sia lei ad avvicinarsi a noi, anche grazie al training che facciamo, e non appena riusciamo insomma a controllare quando il piccolo si stacca dalla mamma o se quando si avvicina il piccolo si gira, riusciamo a controllarlo, però non andiamo mai a stressarli più del caso. Ci raccontava uno dei proprietari del parco che è il primo furto di animali che viene subito, quindi immagino che siate sotto shock anche voi. Sì. La domanda che ci stiamo facendo tutti è: perché massacrare degli animali di botte per sottrarre un piccolo alla mamma? Non sappiamo. Subito ieri pensavamo fossero comunque delle persone esperte che sapevano come fare, perché ripeto, veramente i macachi sono animali aggressivi, quindi strapparlo dalla mamma deve essere stato impegnativo, ecco, purtroppo Forrest non è ancora fuori pericolo. Oddio, non mi sento di dire che è ancora fuori pericolo. Anche la veterinaria insomma mi ha riportato che ha diverse botte in testa, il respiro non era dei migliori, adesso ha ricevuto tutte le cure, quindi è costantemente monitorato. Speriamo che vada tutto bene, ecco. Noi ovviamente tifiamo tutti per Forrest, insieme anche ai responsabili del parco. Questa mattina i responsabili del parco si sono recati dai carabinieri perché è stata registrata dalle telecamere l'immagine, un fotogramma dell'auto che potrebbe aver trasportato qui i presunti responsabili. Ecco, quindi le indagini sono ancora in corso. Noi ringraziamo davvero Silvia Minato per aver perso del tempo con noi e averlo sottratto agli animali. Ringrazio il collega Renzo Rigon e da Cartigliano restituisco la linea allo studio. Grazie molte Chiara, complimenti a Silvia. Le vere bestie non sono i macachi, sono quei, non so come definirli, guarda, non so quei delinquenti che sono entrati picchiando degli animali e portandone via uno che per fortuna è salvo. Cose da non credere. E continuano i furti, rubano anche i macachi, figuratevi se non portano via tutto quello che trovano negli appartamenti, vere e proprie razzie in tante province del Veneto, e succede d'estate ma non soltanto. E sentiamo quali sono i consigli dei carabinieri, in particolare del colonnello Turrini del comando dei carabinieri di Treviso, intervistato da Daniela Sizzia. Incursioni vere e proprie da parte di malviventi senza scrupoli. I furti rimangono una piaga della Marca. Nelle ultime 2 settimane diversi colpi in abitazioni, ed è caccia alle bande che stanno facendo razzie in diversi comuni della provincia, armati di flessibili e smerigliatrici. I carabinieri hanno rafforzato i presidi per monitorare la situazione e prevenire questo tipo di reati. I militari dell'Arma stanno acquisendo in queste ore le immagini della videosorveglianza nelle vie e strade battute negli ultimi giorni dai malviventi. Ma quali zone sono maggiormente attenzionate dai ladri? Non si può generalizzare, però sicuramente zone residenziali e zone dove abbiamo magari delle abitazioni isolate o dove c'è magari una scarsa illuminazione, sicuramente si prestano di più. La collaborazione dei cittadini è fondamentale. L'appello dell'Arma: chiamate il 112 se vedete situazioni anomale nei comuni o nei quartieri dove abitate. Ma mi sento di dire due aspetti. Da un lato cercare di approfondire la collaborazione con i propri vicini, quindi avere un buon rapporto di vicinato. Del resto in questo senso ormai si stanno muovendo molte amministrazioni comunali, anche istituendo queste zone di controllo del vicinato, no? È una forma di controllo sociale che deve servire proprio nel momento in cui
un residente si allontana e quindi ci possono essere i vicini che in qualche misura possono svolgere un'attività di vigilanza e di ascolto, e quindi da questo punto di vista dare una mano alle forze di polizia. È importante allertare i carabinieri non solo quando purtroppo il furto è avvenuto, ma anche per segnalare eventuali movimenti di soggetti sospetti, di autovetture. Ogni informazione per noi è importantissima proprio per orientare le nostre pattuglie sul territorio in questo periodo dove, ripeto, stiamo cercando di incrementare lo sforzo, la nostra presenza sul territorio in tutta la Marca. Ad un imprenditore di Preganzioli i ladri hanno portato via beni per 40-50 mila euro. Banda professionista dei furti, le indagini dei carabinieri per identificare i ladri. Abbiamo parlato prima delle aggressioni da parte dei parenti, dei pazienti negli ospedali nei confronti dei medici e degli infermieri. C'è un protocollo importante della ASL 3 che riguarda i presidi delle forze dell'ordine all'interno delle strutture proprio per evitare questi reati. Vediamo. Da angeli e eroi a nemici da abbattere, dopo la pandemia gli episodi di violenza verbale e fisica nei confronti del personale medico negli ospedali dell'ASL 3 Serenissima sono in aumento. Nell'ultimo anno nel territorio veneziano è stata registrata in media un'aggressione al giorno, fra queste almeno 6 al mese sfociano nell'aggressività fisica. Un dato allarmante che ha spinto la direzione sanitaria e la prefettura di Venezia a lavorare ad un protocollo d'intesa sul fronte della sicurezza. Operatori delle forze dell'ordine, dei pronto soccorsi, del SUEM e dei servizi di psichiatria da 6 mesi lavorano e partecipano a un'attività formativa continua volta a migliorare sempre di più le modalità con cui gestire e contenere questi fenomeni. C'è una insofferenza, una sofferenza a livello sociale probabilmente che ha prodotto un aumento di questo tipo. L'effetto delle sostanze è sicuramente di rilievo, nel senso che oggi c'è una diffusione di queste sostanze e questo fa sì ovviamente che ci sia un problema in aumento, un fenomeno molto delicato che va attenzionato e va anche fronteggiato. Ci sono stati una serie di incontri formativi ma anche di tipo operativo e questo sta portando poi alla stesura di un documento, di un protocollo come è previsto anche dalla normativa, nel senso che negli ultimi anni c'è stata una attenzione particolare proprio a questo fenomeno, per cui anche il Parlamento ha previsto con una legge nel 2020 la produzione di un protocollo per far fronte al problema della violenza. È l'ennesimo intollerabile episodio di violenza. Per la UIL è importante lavorare sul fronte della sicurezza, ma non basta. Va benissimo tutte le iniziative che fa l'ASL, che fa la Regione Veneto, però bisogna monitorare con maggiore attenzione. Gli utenti vanno anche educati, va capito e va fatto capire che i lavoratori sono allo stremo, soprattutto in questi contesti che dicevo, cioè pronto soccorso, psichiatrie, ma anche da altre parti, anche nei distretti ci risulta che ci siano stati episodi di aggressione e vanno proprio invitati a collaborare con il personale sanitario. Servizio di incolla marcato e può sembrare un paradosso, ma di sicurezza avrebbero bisogno anche gli uomini delle forze dell'ordine che rischiano la vita tutti i giorni, così come l'ha rischiata il carabiniere che è stato investito da uno stalker che voleva aggredire l'ex moglie e che è stato fermato soltanto da un commilitone del carabiniere che era stato investito dall'auto dello stesso stalker, era stato fermato dal commilitone con 4 colpi di pistola. Il carabiniere rimasto ferito è stato visitato dalla Ministra per le riforme Maria Elisabetta Casellati. Credo che sia il caso di rivedere quanto ha detto il Ministro proprio perché anche questi uomini dei carabinieri e della Polizia di Stato hanno bisogno di essere tutelati. Vediamo. Le prime parole quando l'abbiamo visto ho detto io non mollo, quindi sono ragazzi giovani, 31 e 38 anni, che si sono messi a disposizione di una città, che si sono messi a disposizione a rischio
della loro vita, dobbiamo dire a loro sempre grazie. Il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati ha visitato in ospedale a Padova il vicebrigadiere Marco Scuderi, investito lo scorso 14 luglio in vicolo Castelfidardo da un uomo di 55 anni che si era presentato a casa dell'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. Una stretta di mano, un breve momento per esprimere affetto e vicinanza anche al carabiniere che ha sparato e ucciso lo stalker che si stava lanciando con un coltello contro il militare ferito. Io li considero entrambi degli eroi, gli angeli custodi di questa città, ma gli angeli custodi di una popolazione che ha bisogno di loro. Sono un esempio di come la prevenzione sia fondamentale. Sono riusciti ad evitare un altro femminicidio, ha detto il ministro Casellati, è riuscita dal reparto di chirurgia vascolare dove il militare ferito sta affrontando il lungo recupero post-operatorio dopo i 3 interventi alle gambe. Alla visita ha preso parte anche il prefetto di Padova. Vi posso garantire che è stato fatto un intervento da manuale che ha portato al salvamento della vita di chi in questo momento ancora non ha finito i trattamenti, e devo dire che quindi oltre alla vicinanza psicologica e alla solidarietà umana c'è anche un rispetto e una dimostrazione di come l'Arma dei Carabinieri forma il proprio personale in maniera adeguata per rispondere a qualunque tipo di minaccia. Presenti in ospedale anche Vittorio Stabile, il carabiniere che ha sparato per salvare la vita al collega, ha stretto la mano al compagno di pattuglia scambiandosi sguardi di riconoscenza, come ha raccontato il comandante interregionale dei Carabinieri. I ragazzi sono stati bravi, gli dobbiamo essere vicini, anche perché anche colui che ha fatto fuoco e che poi inevitabilmente, anche se era inevitabile, ha ucciso una persona, ha bisogno dell'affetto e della vicinanza, perché siamo persone per bene, con gente di cuore, quindi non è comunque semplice superare un episodio del genere. Ed è stato in Veneto recentemente il noto geologo, il conduttore televisivo Mario Tozzi, che quella sera, proprio in cui ha tenuto una conferenza ad Albegnasego, ha ricevuto dalle mani di un bambino una lettera a cui vuole rispondere. Vediamo questa storia. Eccolo Pietro, 11 anni, immortalato con uno dei suoi idoli, Mario Tozzi, ad Albignasego lo scorso 21 luglio durante una delle serate della rassegna Parole d'autore. In città per presentare il suo libro, Tozzi da Pietro ha ricevuto un biglietto dolcissimo scritto di pugno con inchiostro rosso, ma ha perso purtroppo la busta dove con l'aiuto di mamma Paola Pietro aveva scritto anche il suo indirizzo. L'appello via social, condiviso e ricondiviso, ha avuto immediato successo. Mamma Paola ha già scritto a Tozzi e Pietro adesso aspetta la risposta alla sua misteriosa domanda. Nel frattempo, da bambino curioso, Pietro continua a vivere la sua estate di giochi, a coltivare le sue passioni e a guardare con la famiglia quei documentari che lo aiutano a scoprire la natura in modo semplice e curioso. Bel servizio di Chiara Gaiani, andiamo ancora in pubblicità, proprio un minuto, e poi torniamo qui con Focus TG. State con noi, grazie. Quante volte qui in Veneto diamo notizia di incendi che devastano imprese ed abitazioni? Ce n'è stato uno a Trieste e ha seguito per noi questo fatto di cronaca la nostra redazione di Trieste a Tele4, Tele4 che fa parte del gruppo Media Nord-Est. Vediamo. Ho preso la mia maglietta, ho messo sulla mia faccia, sono uscito fuori. Dopo sono venuti i pompieri, 10 minuti, e hanno spento il fuoco. Incendio divampato questa notte all'1:30 in questo stabile del Civico 33 in via della Guardia. Il fuoco che ha intossicato 7 persone che abitano qui, che sono state portate all'ospedale. Tutti gli abitanti dello stabile sono stati evacuati. Le fiamme sono partite dallo scantinato del palazzo. In pochissimo tempo il fumo ha raggiunto gli appartamenti. Non c'era tempo da perdere. All'arrivo dei vigili del fuoco il condominio è stato subito evacuato. 7 persone però sono rimaste intossicate. 2 di queste anche ustionate e portate via in ambulanza in codice giallo. Dei 7 feriti, 5 sono stati condotti all'ospedale di Cattinara, 2 a quello di Monfalcone.
Ancora ignote le cause che hanno prodotto il rogo, un contatto elettrico, una disattenzione. Quando i pompieri sono arrivati avevano già trovato diversi residenti usciti autonomamente dalle proprie abitazioni che aspettavano in strada. Gli altri sono stati fatti evacuare. I pompieri nel giro di pochi minuti hanno spento l'incendio nel vano attiguo al sottoscala condominiale. Nel frattempo una seconda squadra stava verificando che nel condominio non ci fosse più nessuno e infatti i pompieri hanno dovuto soccorrere un'ultima persona rimasta nel proprio appartamento, facendolo indossare l'apposito cappuccio di evacuazione che ha permesso di uscire all'esterno senza inalare i fumi della combustione. Una volta spento il rogo, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza di tutto lo stabile, areando i locali ed eseguendo le verifiche strumentali affinché non ci fossero più fumi pericolosi per la salute. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. Sono tornato dal lavoro e sono andato a letto, mi sono addormentato dopo che sento di urlare da sotto casa, uscite, emergenza. Mi sono alzato, ho aperto la porta, c'era tutto il fumo che entrava, ma c'erano ancora gli altri sull'ultimo piano che sono usciti tipo dopo 20-25 minuti. Vedo che praticamente devi pulire casa sostanzialmente. Tutto il fumo che è entrato, perché quando ho visto che il fumo ho lasciato la porta aperta e sono uscito subito. Tanta paura per chi ha vissuto quei momenti, apprensione anche per coloro che abitano di fronte allo stabile evacuato. C'è chi non ha dormito per tutta la notte dopo essere stati svegliati dalle operazioni dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Stavo dormendo, improvvisamente ho sentito dei rumori dalla strada, mi sono affacciato. Ho visto il carrozzone dei pompieri, eccetera. Ho chiuso le finestre e sono sceso. Poi ecco, dando una mano se potevo dare, però alla fine i vigili del fuoco non ce n'erano più di 40 qua giù. E questo era Gianluca Paladin della nostra redazione di Trieste. Torniamo in Veneto dove continua la sorveglianza per zanzare e uccelli che sono stati scoperti positivi nelle province di Verona, Padova, Venezia e Rovigo. Sono state messe delle trappole in tutta la regione. Parliamo ovviamente di West Nile e febbre dengue. Vediamo il servizio di Valentina Visentin. Dopo il primo caso di West Nile nell'uomo scoperto dagli ambulatori della microbiologia di Padova sui campioni di sangue di un 66enne veronese colpito da febbre alta, cresce l'attenzione in Veneto verso la diffusione del virus. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a partire dal 13 luglio ha registrato 6 casi di positività in zanzare nelle province di Verona, Rovigo, Padova e Venezia. Per gli esperti dell'Istituto di Legnaro si tratta di un caso da manuale, dato che l'infezione nell'uomo si manifesta generalmente 2 settimane dopo le prime positività nelle zanzare. Sono state così posizionate 85 trappole distribuite tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono state catturate 112.760 zanzare di 16 specie diverse, rappresentate prevalentemente dalla specie Culex pipiens, la zanzara comune responsabile della trasmissione del virus West Nile. Nei laboratori dell'istituto sono stati esaminati 1.477 pool di zanzare, di cui 6 sono risultati positivi per West Nile. Si tratta dello 0,4%. La sorveglianza veterinaria coinvolge anche uccelli ed equini. La circolazione del virus al momento risulta molto meno intensa rispetto a quella del 2022, quando nella nostra regione si verificarono oltre 500 casi di West Nile nell'uomo. Continuano ad arrivare alla nostra redazione di Bassano del Grappa segnalazioni di lunghissime attese per le visite specialistiche. Sentiamo cosa ci racconta Ferdinando Garavello. Questa che ho in mano è l'ennesima segnalazione di un caso che riguarda l'ospedale di Bassano che ha davvero dell'incredibile. Qui parliamo di una signora di 70 anni con problemi di diabete abbastanza importanti, non vedente al 100% da un occhio, che deve fare una visita oculistica di controllo. Sentite cos'è successo a questa persona che si è rivolta a Luigi Tasca per segnalare la propria situazione. Il medico di base gliela prescrive a 30 giorni, lo segna nella ricetta, lei prenota il CUP e la risposta è luglio 2025. Luglio 2025 sono 2 anni per aspettare una visita nell'ospedale pubblico. Tasca, e non solo lui, ritiene che queste situazioni portino immancabilmente i pazienti a scegliere di curarsi privatamente. Chi può
mentre chi non può si trova a dover aspettare. È evidente che una persona che ha questo tipo di problematiche non può aspettare a luglio 2025 e andrà a curarsi da un'altra parte nel settore privato. Questa è una situazione, cioè io luglio 2025 non avrei mai immaginato, avrei detto, non lo so, gennaio 2024, ma 2 anni per aspettare una visita è intollerabile. La considerazione su questa ennesima vicenda è durissima. Fa particolare rabbia quando si sente chi gestisce l'ospedale di Bassano, chi ne ha la responsabilità, dire stiamo recuperando i tempi d'attesa e le liste dopo il periodo del Covid. Non stiamo recuperando niente. È tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.